investe un'abitazione a 3 piani di Gaglio facendola crollare. Lo scoppio sarebbe dovuto ad una fuga di gas in strada. Panico in paese, al momento risulta un disperso. Nei video delle telecamere le fasi dell'efferato omicidio di Vincenza Saracino a Canizzano, dall'incontro in bicicletta con il suo assassino fino al ritorno del killer da solo, gli inquirenti, uccisa in 10 minuti. A Mestre 2 tossicodipendenti investiti dall'auto di un quarantenne, uno in fin di vita, giallo sulla dinamica. Per la polizia si tratta di un incidente, ma alcuni testimoni lo avrebbero visto investirli più volte. Vedova figge l'epigrafe del marito sul cancello di casa. I ladri pensano che nell'abitazione non ci sia nessuno ed entrano trovandola dentro. Terrore per la pensionata già provata dal lutto. Rabbia e sgomento a Vicenza. Una cascina di Monte di Malo trasformata in centro di produzione della marijuana. Il blitz antidroga della Guardia di Finanza ha sequestrato quasi un quintale di sostanza stupefacente. Autonomia, Zaia, già stasera a Roma prima del vertice del ministro Calderoli con le regioni che hanno avviato l'iter per le 9 materie non LEP. C'è un dossier per ognuna, spiega il governatore, che lancia anche il raduno di Pontida. La regione del Veneto a partire dal 1 gennaio 2025 porterà da 50 a 45 anni l'età minima per accedere allo screening mammografico gratuito. Prevenzione cruciale. Dedicata alla candidata democratica alla Casa Bianca, l'ultima opera dell'artista veronese Dario Gambarin, specializzato in land art, il ritratto con trattore aratro su un campo di 27.000 metri quadrati. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque questi i titoli, ma subito prima di entrare nel vivo delle notizie, il sondaggio di questa sera. Nel DDL sicurezza del governo approvato qualche giorno fa, previsto il carcere da 2 a 7 anni per chi occupa arbitrariamente gli immobili altrui. Dunque il quesito al quale vi chiediamo di rispondere è quello che vedete in sovrimpressione: carcere per chi occupa le case, giusto? 0422 1626 691 se la vostra risposta è sì, 0422 1626 690 se la risposta è no. La telefonata è gratuita. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. E allora veniamo alla nostra notizia di apertura. Una esplosione probabilmente dovuta ad una fuga di gas a Gaglio in pieno centro a paese. Queste le immagini che ci stanno arrivando dalla nostra Monica Smiderle, che sta raggiungendo a fatica, perché potete immaginare quella che è la situazione con l'arrivo dei soccorritori sul luogo. Una casa è crollata, naturalmente terrore in paese, risulta un disperso. Tra pochi istanti dovremmo essere proprio avere la possibilità di collegarci con Monica Smiderle e Renzo Rigon, che si stanno avvicinando al luogo. Vediamo anche delle altre immagini grazie ad Andrea Basso e Francesca Pezzo in regia. Vedete le fiamme altissime, la preoccupazione per questo disperso. La casa appunto è crollata, resta da capire se la fuga di gas, come si è appreso dalle primissime notizie, sia avvenuta in strada e poi l'esplosione abbia conseguentemente investito la casa facendola crollare. Come detto, ci sarebbe un disperso, resta da capire se ci possono essere altre persone coinvolte nel crollo dell'abitazione. Queste sono davvero le immagini impressionanti che arrivano dal centro di Gaglio. In attesa di collegarci con Monica Smiderle, andiamo nella Marca Trevigiana, a Treviso, con l'assassinio di Vincenza Saracino, uccisa in 10 minuti. Nelle immagini delle telecamere gli ultimi istanti di vita della donna. 2 luglio, ore 17:53 e 43 secondi. Luigi Nasato intercetta Vincenza Saracino dopo averla attesa per 1 ora e mezza all'incrocio tra via San Vitale e via Maleviste. Sono gli ultimi istanti di vita della donna prima dell'orrore. I fotogrammi delle telecamere pubbliche e private, fondamentali per le indagini, riprendono passo dopo passo quei momenti drammatici. Ore 17:53, 47 secondi. La vittima e il suo assassino percorrono la strada in bici, lei davanti, lui dietro. Enza non sembra sospettare nulla. Ore 17:58, continuano lungo la strada, parlano tranquillamente come nulla fosse, ma lui sta già pensando di attirarla in quella che poi si trasformerà in una trappola mortale. Questa è l'ultima immagine di Vincenza prima dell'efferato delitto. Poco dopo la donna entra nel cortile del casolare.
10 minuti, tanto basta, al suo assassino per ucciderla barbaramente. Dopo averla colpita con diversi pugni in faccia, estrae il coltello che si è portato dietro, le sferra 5 colpi in faccia, sul collo. La cinquantenne è a terra esanime. Sono le 18:10. Da quel casolare esce solo lui. Luigi Nasato, italo-venezuelano, in sella alla sua bici torna come nulla fosse a Vedelago, dove è ospite da alcuni cugini. Il giorno seguente si fa portare all'aeroporto di Venezia, in mano un biglietto per il Venezuela con tappa a Madrid, dove da qualche tempo lavorano i genitori con il fratello minore. In Spagna si ferma per una decina di giorni, poi il viaggio verso il Venezuela. Il 32enne pensa di essere al sicuro dopo aver massacrato Vincenza, ma la sua fuga dura poco. Venerdì scorso, a casa del nonno, dove il giovane abita, arrivano gli uomini dell'Interpol. Per lui scattano le manette. Per ora l'accusa è omicidio volontario aggravato da futili motivi, ma non si esclude che possano contestargli anche la premeditazione. L'assassino della porta accanto, lui aveva vissuto per anni vicino alla vittima. I contrasti che c'erano stati non avevano una sostanza importante, ecco, non c'erano motivi particolarmente economici né relazioni sentimentali, e quindi non si capisce bene perché, ma le telecamere danno un quadro abbastanza netto di come si sono svolte le cose. È partito l'iter per richiedere l'estradizione di Nasato. Ora bisognerà attendere la risposta delle autorità venezuelane. Solo lui potrà raccontare cosa lo ha spinto ad uccidere Vincenza e soprattutto con quale pretesto l'ha tirata fino al casolare abbandonato. Fra le ipotesi, quella che lui potesse considerare la donna responsabile di essersi intromessa nelle sue vicende personali e familiari. Una personalità, quella del 32enne, disturbata, problematica. Ha nascosto le sue intenzioni, la sua pericolosa follia, parlando con Vincenza prima di ucciderla senza pietà. Siamo in grado di collegarci con Monica Smiderle insieme a Renzo Rigon dal centro di Gaglio per questa casa crollata in seguito ad un'esplosione. Raccontaci, aggiornaci Monica, buonasera. Sì, buonasera a te Francesca, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Sono momenti drammatici quelli che sta vivendo il centro di Gaglio e i cittadini di Gaglio. Con me c'è il sindaco Marinella Sambugaro. Le fiamme, le vedete alle nostre spalle, sono alimentate dalla condotta del gas. Lo scoppio violento nel pomeriggio. Sindaco, che cosa è successo? Stavano mettendo la fibra ottica, probabilmente hanno toccato un tubo del gas, si è sentito un gran boato e da questo è scoppiato le fiamme. Il peggio è che ha intaccato una casa e però non sappiamo ancora se ci sono feriti o altro, speriamo che vada tutto bene perché la situazione è veramente drammatica. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco, naturalmente quelli di Asiago ma anche Bassano e Schio. Sono tantissime le botti nel tentativo di fermare le fiamme che continuano però ad alzarsi in maniera molto violenta. Le fiamme subito dopo lo scoppio hanno investito questa casa di 3 piani che è proprio nelle vicinanze della rottura della conduttura della condotta del gas all'interno. Sindaco, potrebbe esserci una persona? Potrebbe, però non sappiamo niente di sicuro ancora. Potrebbe esserci una persona, però non abbiamo ancora notizie certe. Appena sappiamo qualcosa vi diremo, però adesso non sappiamo niente di certo. Si tratterebbe del dottor Rossato, che è un medico molto noto qui nel territorio. Sì, perché ha lavorato all'ASL ed è nuoto non solo a Gaglio ma anche nell'altopiano. La moglie e il figlio sono stati portati all'ospedale, sono in ospedale e a carico adesso dell'ospedale di Asiago e non sappiamo adesso del dottor Rossato La moglie riferisce che dovrebbe essere stato all'interno della casa al momento dello scoppio. Dovrebbe essere all'interno, però non si sappiamo ancora, non sappiamo di preciso ancora perché sono stati allontanati prima che io li vedessi e quindi non lo so di preciso niente. Sindaco, c'è paura in paese? Avete evacuato altri edifici? Allora, abbiamo evacuato quelli limitrofi per precauzione, anche se i vigili del fuoco dicono che non ci sia pericolo per adesso. Quelle case più vicine le abbiamo fatte allontanare
ospitare, sono stati ospiti da familiari, li ospitiamo noi tramite il comune, però per adesso solo quelle vicine, e sentiamo cosa dicono, cosa diranno i vigili del fuoco, i carabinieri. Naturalmente è una situazione ancora molto delicata, i vigili del fuoco non sono ancora riusciti ad entrare nell'edificio dove potrebbe esserci questa persona che risulta dispersa. Francesca, per il momento da Gaglio è tutto, io ti restituisco la linea. Grazie davvero Monica, grazie al sindaco. Naturalmente se avete aggiornamenti chiedeteci la linea in qualsiasi momento. Vedova da pochi giorni affronta, un quarantenne di nazionalità moldava ha travolto a bordo del suo SUV 2 uomini nella notte lungo l'asse di via Piave, ma è giallo sulla dinamica a Mestre. Sono state investite queste 2 persone. Ha visto? No, non ho visto niente. Ma non ha sentito il suono delle ambulanze, le sirene? Sì, le ambulanze sì. Luna, esco dalla porta di casa e sento urla, ma urla forti, veramente forti. Mi ha svegliato mia moglie dicendo che avevo sentito un botto. Io stavo dormendo, è stata una botta e basta. E la macchina era in giardino. Lì c'era tutta una chiazza, 2 chiazze di sangue, un paio di scarpe appoggiate là con un pacchetto e ho detto ma chi era? No? Dice era un tunisino che è stato investito. Vere e proprie pozzanghere di sangue, i segni dell'investimento della notte appena trascorsa tra l'1 e le 2 del mattino tra le vie Pasubio e Montello, laterali di via Piave. È giallo a Mestre, un moldavo di 40 anni a bordo del suo SUV, pare condotto a tutta velocità, ha prima travolto i 2 uomini che sostavano sotto casa, un 43enne di Santa Maria di Sala che ora sta lottando per la vita in terapia intensiva all'Angelo. C'era l'uomo per terra con la testa aperta, tutto aperto, mani, piedi rotti, completamente gonfio e con spasmi grossi. Ed un 45enne tunisino ferito ma non in modo grave. Chiamo la polizia, arrivo qua e c'era un gruppo di tossicodipendenti, uno di loro per terra. Poi per causa in corso di accertamento e sembra dopo essere passato con l'auto sopra il corpo di uno dei 2 feriti, rimasto a terra agonizzante, ha letteralmente dilaniato in tanti pezzi il muretto in cemento armato del palazzo accanto, entrando nel giardino privato e finendo la pazza corsa contro il muro della palazzina, lasciandone ben incisa l'impronta del muso del fuoristrada. Dicevano che l'uomo le aveva investito ripetutamente, andata e ritorno. Secondo invece il conducente del SUV denunciato e che a sua volta avrebbe chiamato la polizia, gli si sarebbe inceppato il piede sull'acceleratore, sostenendo di aver cercato in extremis di evitare l'impatto con una manovra repentina, ma di non esservi riuscito. Per i testimoni presenti al fatto si sarebbe trattato invece di un tentato duplice omicidio. Non si esclude per un regolamento di conti o perché il conducente del SUV sarebbe stato infastidito dal trambusto creato dai tossicodipendenti. Per la Questura di Venezia al momento non sarebbero emersi elementi che ritengano volontarie le condotte, così nel comunicato stampa. Vedova da pochi giorni affronta i ladri in casa. Il consigliere comunale Nicolò Naclerio, siamo a Vicenza, dice gesto vergognoso approfittarsi del dolore altrui, e dal comitato di cittadini della zona di Monteberico si torna a chiedere l'implementazione dei sistemi di videosorveglianza. Aveva affisso l'epigrafe del marito deceduto da pochi giorni sul cancello di casa. Forse pensando di approfittare della casa vuota, i ladri si sono introdotti nell'abitazione della pensionata in zona Monteberico, ma la donna venerdì dopo cena si è trovata uno dei 2 davanti. Pochi istanti di terrore, il faccia a faccia inaspettato, la fuga e l'intervento immediato dei carabinieri. A raccogliere il racconto della signora il consigliere comunale Nicolò Naclerio, referente del comitato della zona. È stata appesa l'epigrafe al cancello del loro condominio. Probabilmente i ladri malviventi hanno osservato l'appartamento, osservato qual era l'appartamento del deceduto, e sono andati diretti in questo appartamento, diretti in questa casa, approfittando della signora che sola se li ha trovati davanti. Il fatto è successo alle 22 di sera di venerdì sera. I malviventi si sono arrampicati sulle grondaie di casa, hanno sfondato una porta finestra e hanno rovistato in tutta la camera dei signori.
Al dolore per il lutto si sono aggiunti paura, spavento e rabbia, il tutto tra l'altro per scappare con della bigiotteria. Una condanna del gesto ancora più ferma che arriva dal mondo delle istituzioni, perché compiuto violando un'abitazione dove l'epigrafe segnalava un lutto e un dolore recenti. E attraverso il comitato che abbiamo creato ancora l'anno scorso sono stato allertato in primis come persona comunque referente. Ho dato aiuto alla signora, abbiamo chiamato i carabinieri. È una cosa vergognosa e inaccettabile che determinate persone approfittino del dolore altrui per comunque guadagnare soldi facili, quindi rubare in queste case approfittando del dolore delle persone. E intanto il comitato torna ad incalzare l'amministrazione. Già lo scorso anno, a dicembre, a fronte di un'escalation di furti in abitazione proprio nella zona, era stata richiesta l'implementazione dei dispositivi di sicurezza. Noi come gruppo consigliare di Fratelli d'Italia abbiamo depositato un ordine del giorno che è stato votato all'unanimità in Consiglio Comunale da questa amministrazione in Consiglio Comunale a dicembre, quindi attendiamo che siano implementate la zona che è sprovvista di telecamere, di videosorveglianza e di targa system. Restiamo nel Vicentino con la scoperta a Monte di Malo di una cascina con all'interno un laboratorio di 3 piani per la coltivazione e produzione di marijuana. La Guardia di Finanza ha sequestrato 90 kg di droga e l'intero immobile, una persona arrestata. Una cascina nei pressi di Monte di Malo adibita a laboratorio per la coltivazione, essiccazione e confezionamento di decine di chili di marijuana è stata scoperta e sequestrata dalla Guardia di Finanza di Vicenza nel corso di un'operazione antidroga nell'Alto Vicentino. Sequestrati 90 kg di marijuana, di cui 30 già pronti per essere confezionati e messi sul mercato. La particolarità era che si trattava di un vero e proprio laboratorio di produzione, coltivazione, sistemazione, confezionamento della droga all'interno di una cascina su 3 piani, gestita secondo le nostre prime ricostruzioni da un soggetto di nazionalità albanese che è stato tratto in arresto su disposizione della Procura della Repubblica di Vicenza, che ha coordinato tutta l'attività, tra l'altro anche irregolare sul territorio dello Stato. La particolarità, dicevo, che ci ha molto preoccupato, ci ha spinto poi a agire nell'immediatezza, era che la cascina, essendo stata adibita a questo tipo di attività illecita, aveva tutta una serie di impianti anche di elettrici, di ventilazione, per la coltivazione, di illuminazione anche delle piante, particolarmente complesso e fuori norma, quindi con mancante dei minimi requisiti di sicurezza. La perquisizione dell'edificio ha portato i finanzieri a scoprire 3 interi piani adibiti alla produzione di marijuana con apposite modifiche murarie volte a rendere gli spazi idonei alla coltivazione, essiccazione e confezionamento dello stupefacente, anche attraverso l'installazione di un impianto di ventilazione, umidificazione, irrigazione e illuminazione. Il sistema era alimentato da quadri e cavi elettrici rudimentali e privi di misure di sicurezza. In questi casi l'attività informativa è fondamentale. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Vicenza avevano già dei sospetti sul soggetto che stavano seguendo da qualche giorno, poi hanno avuto anche conferma di alcune attività informative fatte sul posto a Monte di Malo. Ad aver notato e segnalato la cosa anche alcuni cittadini allarmati dal viavai sospetto nella cascina apparentemente abbandonata. È fondamentale che ci sia un affiancamento tra popolazione, forze dell'ordine ed amministrazione, proprio per carpire ogni singolo messaggio che possa aiutare a sgominare determinate situazioni. Ringrazio chi ha aiutato, chi ha collaborato in questa operazione. Siamo alla politica, sull'autonomia c'è un dossier pronto materia per materia, lo ha annunciato questa mattina a Palazzo Balbi il presidente Zaia in vista dell'incontro a Roma con il ministro Calderoli. Sono 5 regioni che hanno ricorso contro la legge nazionale, noi pensiamo di essere parte lesa, perché se dovesse saltare la legge nazionale sicuramente si attacca all'autonomia e penso che questo sia corretto, difenderla fino in fondo. Andremo a Roma ad ascoltare il Ministro, ad ascoltare il piano e i progetti che ci sono nei cronoprogrammi per i prossimi mesi, per le prossime settimane, sapendo che in questa fase possiamo eventualmente discutere solo all'interno delle prime 9 materie delle 23. Quello del 3 ottobre a Roma col Ministro Calderoli sarà anche l'occasione, ha specificato il governatore veneto, per iniziare a entrare nel vivo della discussione sull'autonomia. La Regione ha già un dossier da presentare. Siamo pronti con un dossier materia per dire cosa vorremmo chiedere, dopodiché si capirà anche quanti saranno le materie, di cosa discuteremo,
ma di certo assolutamente con la massima serenità e trasparenza in questa operazione. Per quanto riguarda invece le dichiarazioni del vice premier Tajani sul fatto che il commercio con l'estero debba restare fuori dall'autonomia regionale, Zaia commenta. Penso che l'occasione sarà nel vedere nero su bianco quali saranno poi queste funzioni, non sono materie trasferite ma funzioni delle materie, e quando si vedranno scritte le funzioni probabilmente tutti rivedranno le proprie posizioni, perché stiamo parlando di un progetto corretto e rispettoso della libertà di tutti. Per l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, le dichiarazioni di Tajani sono di una gravità inaudita, così come definisce assolutamente inaccettabile la richiesta del presidente della regione Calabria Occhiuto di fermarsi sull'autonomia differenziata. Sono tutti elementi, continua Marcato, che mi fanno pensare a un cambiamento di pelle di Forza Italia, che non è mai stata autonomista. Nel corso del punto stampa a Palazzo Balbi il Presidente ha parlato del raduno di Pontida il prossimo 6 ottobre, in questi giorni al centro di polemiche per la presenza del premier ungherese Orbán e del leader dei sovranisti olandesi Wilders. Siamo sempre in gran numero, visto e considerato che siamo tanti, quindi riusciamo sempre a riempire il palco. È importante che ci sono due grossi temi, c'è quello dell'autonomia, che è un percorso che noi abbiamo fatto ma a beneficio di tutto il Paese, cioè non è un percorso relegato a un contesto della politica del nostro movimento, e dall'altro c'è il tema dell'open arms e del fatto che c'è un processo aperto a Salvini in qualità di ex ministro degli interni, e quindi penso che si parlerà anche di questo. E oggi il Presidente Zaia ha annunciato, in occasione dell'Ottobre Rosa per la prevenzione del tumore al seno, l'estensione dello screening anche alle donne tra i 45 e i 49 anni. Vi mostreremo tutti i dettagli, il servizio nell'edizione veneziana tra pochissimo. È dedicato a Kamala Harris l'ultima opera di land art di Dario Gambarin su un terreno agricolo di 27.000 metri quadrati in provincia di Verona. Ha tratteggiato con trattore e aratro un maxi ritratto della candidata democratica alla Casa Bianca. Gambarin ha scelto per la performance un campo di stroppie di grano trebbiato a Castagnaro, disegnando con l'aratro il volto della Harris a mano libera, senza aver prima tracciato il terreno. Tra i volti finiti nella galleria land art di Gambarin ci sono stati in passato Barack Obama, Hillary Clinton e anche Donald Trump. Siamo in chiusura, adesso la pubblicità e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.